Buongiorno a tutti voi telespettatori di Antenna 3, ben trovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi è venerdì e quindi vi ricordo l'appuntamento alle 13 con Andrea Ferrazzi e oggi torneremo a parlare dell'impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio e argomento quanto mai attuale, di strettissima attualità, visto quanto accaduto ieri tra la Castellana, l'Asolano, la Pedemontana, con la violenta grandinata che ha provocato danni alle auto, alle abitazioni e anche e soprattutto alle coltivazioni. Fra poco ci collegheremo con la nostra Francesca Bozza, che si trova in una delle zone più colpite, cioè quella di Altivole, perché è già iniziata ovviamente da ieri sera la conta dei danni soprattutto alle coltivazioni. Quindi alle 13 l'appuntamento poi con Ferrazzi per parlare dei cambiamenti climatici, tanti temi, la cronaca che affronteremo in questa prima edizione. C'è un tema, parlando di Treviso, che riguarda la sicurezza, lo sapete, la sicurezza, le zone rosse, è diventato un tema anche politico. Ebbene, mentre su questo tema il caso politico non è ancora ricomposto tra Lega e Fratelli d'Italia, ieri lo rivedremo, c'è stato il primo vertice, diciamo, di maggioranza. Ebbene, ieri sera a sorpresa la passeggiata di sicurezza che a tutti ha ricordato le ronde della Lega. Passeggiata della sicurezza per le vie della città proprio della Lega, con lo Stato Maggiore della Lega, non solo il sindaco e la maggioranza in consiglio, ma anche esponenti parlamentari, il segretario provinciale. Tutto questo senza gli alleati di Fratelli d'Italia. È sembrato in qualche modo un messaggio. Allora il racconto di ieri sera. Hanno dei lavori, ma insomma hanno i bambini dentro. Una passeggiata territoriale per la sicurezza, quella messa in campo del gruppo consigliare della Lega lungo le vie critiche della città, da Piazza Borsa a Via Collalto, da Via Roma ai Giardinetti di Sant'Andrea. È la terza organizzata in pochi mesi, a cui questa volta ha partecipato tutto lo Stato Maggiore della Lega, dal deputato e segretario provinciale Dimitri Coin al deputato Gianangelo Boff, dall'assessore regionale al turismo Federico Caner, con assessori e consiglieri cittadini, con in testa il sindaco Mario Conte, che spiega le ragioni della passeggiata. Per far vedere che la città è estremamente sicura e che si può vivere a qualsiasi ora con grande tranquillità, serenità. Ovviamente le criticità vanno affrontate con un grande spirito di responsabilità, con una sinergia sempre più forte con le forze dell'ordine, ma senza allarmismi. Questo vuol dire semplicemente dire ai cittadini: viviamo la città, viviamola con serenità e spirito costruttivo, perché siamo qui per lavorare, per alzare il livello di sicurezza, però è altrettanto vero che non dobbiamo aver timore e soprattutto non dobbiamo arretrare. I luoghi vanno conquistati e non abbandonati. Una camminata senza nessun militante di Fratelli d'Italia, ma il sindaco non vuole fare polemica. Non è una competizione, però insomma ogni partito pensa a delle iniziative per evidenziare il lavoro svolto. Se domani mattina Fratelli d'Italia mi invita a una loro iniziativa, io parteciperò molto volentieri se riguarda la città. Jeans e maglietta per tutti, uno stile informale per una camminata che vuole tornare ad avere al centro il cittadino, senza nessun retropensiero contro avversari politici. Ma noi in effetti siamo questo, siamo quelli in magliettina e in jeans, poi abbiamo ruoli importanti di grande responsabilità rappresentativa della gente che ci ha votato e anche di quella che non ci ha votato, dei nostri cittadini, e la facciamo con la massima serietà, ma questo dimostra insomma la semplicità anche umana di quello che siamo. Un'oretta che vuole innanzitutto incontrare le persone e aiutarle a vivere meglio nelle zone presidiate, come sottolinea il capogruppo della Lega Schiavon. Ci chiede maggiori controlli, come stanno arrivando. Abbiamo fatto gazebo sabato e la gente ha recepito, si è avvicinata, ci ha ringraziato. Anche questa sera un paio di persone hanno detto: bello vedervi, continuate. L'abbiamo fatto questa sera e continueremo anche con altre attività che verranno annunciate nei prossimi giorni proprio in questa strada. Quindi stiamo organizzando delle cose molto carine che nei prossimi giorni vedranno la luce, vedranno nuove attività per la socialità in questa zona. Non nega l'assessore Caner che sotto campagna elettorale regionale questa passeggiata potrebbe essere letta con altri intenti, ma il tema della sicurezza va sempre sostenuto. Quando si è sotto campagna elettorale
elettorale si alzino gli animi, ci sono scontri anche tra i partiti, anche all'interno a volte degli stessi partiti, questo è normale, però io credo che vada tenuta alta l'attenzione soprattutto sul tema della sicurezza, che è un problema perché c'è anche un disagio giovanile che è molto alto, elevato, e bisogna intervenire a 360 gradi. Infine il deputato Boff ricorda che proprio la Lega iniziò con le ronde, dunque le passeggiate sono nel DNA del partito. Noi siamo quelli delle ronde ancora quando nessuno pensava che uno potesse scendere in strada per garantire la sicurezza del proprio territorio. Tra alcune giovani in via Collalto però la sensazione di sicurezza ancora non c'è. Io comunque ho quasi 22 anni e tuttora i miei genitori non si sentono sicuri a lasciarmi tornare a casa da sola, che sia a piedi, in bici o in qualsiasi modo. E anch'io stessa non li biasimo perché appunto neanche io mi sentirei sicura. E allora tutto questo avveniva poche ore dopo la prima parte della verifica, il primo incontro della verifica di maggioranza a Casugana, un confronto che ha portato a un nulla di fatto, nessun accordo, tutto rinviato e quindi necessità di coinvolgere i gruppi consigliari. Avveniva poche ore prima di questa passeggiata che potrebbe poi avere degli strascichi nelle prossime ore. Sentiamo cosa si diceva prima della passeggiata della sicurezza. Un incontro interlocutorio, in pratica un nulla di fatto. Il confronto tra le forze di maggioranza di Casugana, Lega da una parte, Fratelli d'Italia dall'altra, è rimasto senza esito. E uguali a prima le posizioni rispetto alle fughe in avanti dei consiglieri comunali meloniani su zone rosse e sicurezza. A incontrarsi sono stati il sindaco Mario Conte e il presidente provinciale dei meloniani Claudio Borgia, che spiegano che occorrerà riaggiornarsi. Abbiamo iniziato le interlocuzioni del caso, si limita a dire Borgia, visti gli impegni di tutti, abbiamo deciso di riaggiornarci a breve per riprendere da dove lasciato. Di chiarimenti in corso parla il sindaco Mario Conte, che aggiunge servirà un confronto con i gruppi consigliari. Per affrontare la questione politica dunque anche i consiglieri comunali di Lega, Lista Conte e Fratelli d'Italia dovranno dire la loro. Così Conte a poche ore dall'incontro. Io credo che se rientriamo tutti nell'ambito del rispetto tra le persone, nella condivisione della maggioranza, non ci saranno alcuni problemi a continuare questa esperienza insieme. Diversamente, se qualcuno vuole andare avanti lanciando proposte irrealizzabili di fantapolitica che nulla hanno a che vedere con il programma elettorale, con l'attività che l'amministrazione sta facendo, sono liberi di farlo, ma lo devono fare uscendo dalla maggioranza. L'auspicio è che non si arrivi ai ferri corti, d'altro canto il coltello dalla parte del manico ce l'ha il sindaco. La sua maggioranza reggerebbe anche senza i 5 consiglieri di Fratelli d'Italia, seppure solo per 2 voti. Quindi fuori la politica da Casugana, ribadisce Conte. Treviso è Treviso, la regione è la regione. Se qualcuno vuole utilizzare Treviso come rampa di lancio per altri obiettivi, sappia che sta cavalcando e usando i cittadini trevigiani per motivi esclusivamente personali. Insomma, i toni erano questi, vedremo quale sarà lo sviluppo politico a Treviso. Tutto questo mentre ieri l'Arma dei Carabinieri, nel giorno della festa dell'Arma, ha fornito i dati di un anno di attività. C'è il tema dei codici rossi, oltre 400 in 12 mesi, e poi c'è la piaga dei furti a proposito di sicurezza. Oltre 400 codici rossi affrontati in provincia di Treviso negli ultimi 12 mesi. Spicca il dato sul contrasto alla violenza di genere, in particolare contro le donne, tra i numeri con i quali il comandante provinciale, il colonnello Massimo Ribaudo, ha riassunto l'attività dei carabinieri, celebrando in piazza Duomo il 211° anniversario di fondazione dell'Arma. Il dato non va letto come un incremento delle condotte, ma come una maggiore, finalmente attesa, attenzione e fiducia nei nostri confronti di tutto l'operato delle forze dell'ordine, nella possibilità di comprendere che solo attraverso una denuncia si può arrivare a liberarsi di questo tipo di condotte. Oltre 36.000 servizi di prevenzione svolti, 2.000 in più rispetto all'anno precedente, più di 141.000 i controlli su strada con un incremento di oltre 18.000. Controllo del territorio prioritario dunque, innanzitutto per la lotta ai furti nelle abitazioni e nelle attività economiche.
Abbiamo fatto uno sforzo enorme per incrementare la proiezione esterna, anche grazie all'arrivo di tanti nuovi carabinieri. Abbiamo incrementato esponenzialmente il numero di ore esterne, ritenendo che l'unico strumento sia quello di incrementare la presenza nelle strade e sperare che i servizi di prevenzione, la nostra rete di controllo del territorio possa arginare questo fenomeno che in alcuni periodi dell'anno è certamente non trascurabile. In aumento denunce e arresti, in particolare nei primi 5 mesi del 2025. Anche nel computo dell'attività dei carabinieri pesa il tema criminalità giovanile. Si fa prevenzione, oltre 8.000 gli studenti incontrati dai militari nelle scuole. Il fenomeno esiste, ma a livello preventivo e repressivo credo che ci siano state intraprese tutte le iniziative che fosse necessario intraprendere. Negli ultimi 2 anni e mezzo sono arrivati 150 carabinieri giovani. Noi riteniamo così di poter interloquire al meglio con tutte le varie generazioni. C'è bisogno di conoscere il loro modo di dialogare, il loro modo di relazionarsi, i loro bisogni. Con gli studenti degli istituti a indirizzo artistico, il Comando Provinciale ha realizzato un progetto sulla legalità. Le opere più significative sono state esposte sotto il colonnato del Duomo, una collaborazione andata al di là di quella che può essere la diffidenza da parte dei ragazzi. È una cosa che rende anche tanto onore ed è un bel avvicinamento tra il mondo adulto e quello giovanile anche. Ci sentiamo anche abbastanza al sicuro se le persone seguono tutti quanti le regole. Ovviamente siamo tutti quanti sotto il loro controllo, siamo tutti in difesa loro, ovviamente. Tra i militari insigniti di encomi e riconoscimenti, gli investigatori che hanno indagato sull'omicidio di Margherita Ceschina a Conegliano. 44 i militari che negli ultimi 12 mesi hanno riportato lesioni in attività operativa. E c'è qualche caso che l'ha colpita anche umanamente in particolare in quest'ultimo anno? Non c'è mai una graduatoria, vorremmo far sentire tutti più sicuri, quindi insomma per noi ogni volta qualcuno sia in sofferenza per noi è una sconfitta. La cronaca nel Padovano, la tragedia della neonata partorita nel water in un nightclub di Piove di Sacco. Il pubblico ministero ha chiuso le indagini ed è pronto a chiedere il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio volontario. Omicidio volontario perché, secondo i periti del tribunale, Melissa Russo Machado, la donna di 29 anni che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre scorsi ha partorito nel water una neonata, è capace di intendere e volere. La procura di Padova ha chiuso le indagini sulla morte della neonata annegata nel bagno del serale club di Piove di Sacco. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nonostante le sue affermazioni, la donna, che si trova agli arresti domiciliari in Puglia nella casa di famiglia, avrebbe avuto piena consapevolezza della sua gravidanza. Quella notte nel bagno del locale sarebbe stata sola. Qui avrebbe partorito tentando di liberarsi della bambina tirando lo sciacquone. Solo dopo avrebbe chiesto l'aiuto di un'altra ballerina che a sua volta aveva avvisato i 2 gestori del locale. Adesso la donna dovrà affrontare l'udienza preliminare durante la quale il pubblico ministero chiederà per lei il rinvio a giudizio davanti alla Corte d'Assise. Spacciava droga, siamo ancora nel Padovano in un parco cittadino, un 17enne tunisino, cosa che però non è sfuggita alla polizia che lo ha fermato. Era seduto su una panchina del parco Milkovic a Padova quando, notando una volante della polizia, ha nascosto un involucro all'interno di una scarpa da ginnastica. Gli agenti della questura lo hanno quindi fermato e perquisito, trovando 3 involucri contenenti hashish oltre a denaro contante, probabile provento di spaccio. Un 18enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga, è stato arrestato, misura poi convalidata dall'autorità giudiziaria e con provvedimento del questore Marco Dorisio è stato accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo per un suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale. Torneremo alla cronaca dal Padovano fra poco con Chiara Gaiani e il caso dell'aggressione al titolare di una piscina da parte del trapper Baby Touché. Prima però, l'abbiamo detto in apertura, torniamo a parlare di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri tra la Castellana, l'Asolano e il Montebellunese con la grandine che ha flagellato intere zone e campi, ma non solo. Vediamo, prima di collegarci con Francesca Bozza, il servizio di ieri proprio di Francesca Bozza che raccontava minuti davvero di panico.
Da Altivole a Riese Pio X, da Montebelluna a Povegliano e Volpago, la Marca nuovamente flagellata dal maltempo e i cittadini tornano a contare i danni. Questa volta non è l'acqua a preoccupare, quanto la violenta grandinata che intorno alle 16 si è abbattuta nell'area della Castellana e della Pedemontana trevigiana. Pioggia accompagnata da forte vento e soprattutto da chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis che non hanno risparmiato auto e coltivazioni. Tante le foto e i video pubblicate dai cittadini sui social e sulla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Molti automobilisti hanno cercato riparo nei sottopassi o sotto le tettoie dei distributori. Chi non ha trovato una copertura ora fa i conti con i danni a fanali, vetri e carrozzeria danneggiati dalla grandine. A Riese Pio X segnalato qualche momentaneo allagamento delle strade causato dai tombini ostruiti proprio dai chicchi di ghiaccio e dalle foglie. Danni anche a Spresiano, allagati alcuni sottopassi, mentre il forte vento ha abbattuto nei pressi del cimitero un platano lungo la Pontebana, caduto nel giardino di un'abitazione distruggendo la recinzione, fortunatamente senza colpire la casa. Divelti anche numerosi cartelli dei cantieri in corso. Così invece si presentavano i campi di mais ad Altivole, devastati da chicchi di grandine grandi come noci. E allora queste immagini le rivediamo in diretta perché Francesca Bozza è proprio ad Altivole per parlare della conta dei danni che è iniziata anche e soprattutto nei campi. Buongiorno Francesca Bozza insieme a Francesco Ceron. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, una devastazione, un bombardamento, mai visto una cosa del genere, sono le frasi ricorrenti tra i cittadini che abbiamo avvicinato con Francesco da quando siamo arrivati qui. Siamo stati prima nella zona del Montebellunese, a zona Contea, e poi ci siamo spostati qui ad Altivole. Abbiamo documentato i danni che la grandine, c'è chi l'ha conservata anche in congelatore per poi mostrarcela, ha provocato. Palline da tennis, palline da golf arrivate con violenza che hanno provocato danni anche alle abitazioni, su tapparelle, su tende, sui muri esterni proprio delle case, e poi danni chiaramente anche alle automobili, carrozzerie al lavoro, e poi c'è la devastazione dei campi. Nelle immagini di Francesco Ceron potete vedere questo campo di mais. Buongiorno a Daniel Gioni, presidente Coldiretti della zona dell'Asolano di Asolo, una devastazione. Sì, buongiorno a tutti. Purtroppo ci troviamo di fronte all'ennesimo evento catastrofale causato da questo cambiamento climatico che per 4 anni la zona di Altivole viene continuamente colpita. In regione veduta ci sono anni in cui colpisce di più, in cui colpisce meno, però in questo momento siamo proprio di fronte a una devastazione. Qui avevamo un mais alto 2 metri, il vento e la grandine appunto con le dimensioni notevoli hanno spezzato le piante e hanno reso un raccolto diciamo quasi irrecuperabile. Qui adesso aspettiamo i prossimi giorni per riuscire a capire se ci sarà una lieve ripresa oppure se si dovrà riseminare completamente. Quindi qui è praticamente tutto distrutto, ma lei prima mi spiegava qual è l'area maggiormente colpita, da quello che ha potuto capire anche dai suoi colleghi. L'evento mi dicono che è partito in zona Bassano, è arrivato fino a Arcade, la zona maggiormente con danni più gravi, insomma possiamo capire che parte da qui dal Tivole e arriva fino ad Arcade, passando per Montebelluna Sud, con devastazione appunto di raccolti, tutte le coltivazioni, gli orti e quello che poi alla fine sappiamo che i cittadini subiscono i danni con le automobili e quelle che sono anche le abitazioni. Ecco, lei ha avuto modo, al di là dell'aspetto puramente legato proprio ai campi, a sentire anche, a raccogliere le voci. Ci sono stati danni ingenti anche alle abitazioni, le hanno raccontato? Sì, mi dicevano pannelli fotovoltaici, muri, automezzi, autoveicoli, alberi spezzati, quindi poi recinzioni abbattute anche a causa del vento, quindi i danni sono molteplici. Ecco, questo è un campo di mais, quali sono le altre colture che hanno riportato gravi danni?
Se pensiamo che tra una settimana cominciava la trebbiatura dell'orzo e del frumento, lì abbiamo in questa zona appunto una perdita del 90% del raccolto, perché il grano era maturo. In questo campo di mais invece siamo a metà della levata, il raccolto è per agosto-settembre, però già qui possiamo quantificare una perdita di oltre il 50% di quello che sarà la capacità produttiva. E non dobbiamo dimenticare che tutti i seminativi poi non sono fini a se stessi, ma vanno ad alimentare quella che è la filiera zootecnica, quindi le produzioni del carne e le produzioni del latte che avvengono nel nostro territorio. Quindi ci sarà un problema di reperire appunto i raccolti. Infatti mi sentivo anche prima con diverse stalle dove dicevano adesso che abbiamo appunto questi danni dobbiamo pensare per portare a casa qualcosa da mangiare per gli animali per il prossimo anno e dobbiamo pensare di riseminare e rifare ulteriormente le spese. Si è in tempo per farlo? Adesso in questo mese sì, sicuramente possiamo pensare che avremo una perdita sicuramente con una semina tardiva di un 10-15%, però vedendo che la perdita qui è oltre il 50%, alla fine gli animali in stalla vanno alimentati e non possiamo andare a sopperire la perdita che noi abbiamo con gli alimenti che vengono dall'estero. Lei ha detto giustamente sono gli effetti dei cambiamenti climatici, in qualche modo dobbiamo farci l'abitudine e quindi come proteggere le coltivazioni? Si parla, torna il tema delle assicurazioni. Guardi, abbiamo fatto un incontro anche settimana scorsa, ieri sera mi sono sentito anche col presidente Valerio Nadal del Codifesa. Per tutelare le aziende agricole sotto il punto di vista del reddito bisogna sicuramente incorrere in quella che è l'assicurazione, almeno lì si porta a casa quello che è l'investimento, perché un ettaro di mais noi sappiamo che andiamo a investire circa 2.000-2.200 euro, ne ricaviamo 3.000 quando il raccolto è ottimale, qui con una perdita del 50% capiamo che andiamo sotto costo, insomma andiamo a perdere, quindi assicurare almeno l'azienda porta a casa l'investimento e può in qualche modo reperire il prodotto in qualche altra zona, ma il problema che noi riscontriamo è che questi eventi climatici così devastanti non sono più limitati a zone ristrette, sono di ampia superficie, quindi il problema di andare a reperire i prodotti diventa proprio che quando avvengono dobbiamo poi rifornirci all'estero, perché noi dobbiamo mettere in conto che adesso siamo solo i primi di giugno, abbiamo altri 2 mesi in cui si possono susseguire altri eventi del genere e potremmo trovarci che effettivamente la provincia di Treviso potrebbe essere bersagliata nuovamente e quindi con perdita di alti raccolti. Insomma, questa è la situazione, un bilancio pesantissimo, chiaramente difficile in questo momento fare una conta vera e propria dei danni. Insomma, il Presidente ci ha dato delle percentuali che sono davvero significative di quelli che sono i raccolti andati distrutti. Insomma, nelle prossime ore si potrà anche quantificare l'effetto economico di questa devastante grandinata. Noi continuiamo con il nostro giro perché non solo la zona di Montebelluna, Altivole, anche Riese Pio X, ma poi si è estesa anche a Volpago, Povegliano, insomma gran parte della Marca è stata devastata ieri intorno alle 16 da questa violentissima grandinata. Al momento, grazie a Daniel Gioni, Presidente Coldiretti, zona di Asolo, grazie a Francesco Ceron. Nicola, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie a Francesca Bozza e Francesco Ceron e al tuo ospite. Allora torniamo invece adesso a parlare di criminalità e di giovanissimi protagonisti di criminalità. In questo caso è un nome noto, quello del trapper Baby Touché. Ieri hanno fatto scalpore le immagini, quel video del giovane già noto alle forze dell'ordine per questa aggressione al titolare di una piscina a Monselice. Ce l'abbiamo raccontato in un servizio questa mattina. La nostra Chiara Gaiani in diretta con Federico Cibotto si trova proprio con il protagonista, suo malgrado, la vittima dell'aggressione. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo all'interno del complesso delle piscine comunali di Monselice con il gestore Marco Canova. È proprio lui a essere stato aggredito 2 pomeriggi fa da Baby Touché, in realtà da un amico che era con lui prima, poi anche dal trapper. Ormai il trapper colleziona fogli di via e anche peggio, insomma, da varie zone del Veneto, compreso il comune, pensate, di Ponte San Nicolò. Chiediamo a Marco Canova di raccontarci che cosa è accaduto. Buongiorno, prossimamente anche a Monselice.
C'è stata una discussione con questo gruppo di ragazzi, 4-5 ragazzi, perché dopo aver pagato il biglietto d'ingresso si sono recati a prendersi autonomamente il lettino che si paga a parte, quindi la detta al servizio lettini ha fatto notare: ragazzi, non dovete prendervi il lettino, e per prendere dobbiamo avere un biglietto, ma quindi c'è stata una discussione che non si capiva biglietto d'ingresso o quant'altro. Da lì sono volate parole pesanti, minacce verso questa ragazza di 20 anni, il quale impaurita è scappata verso la segreteria trafelata. Al che io sono intervenuto per capire, non con questo baby touché come si chiama, ma con l'amico, che era successo. Con i soliti termini bro eccetera eccetera si sono rivolti in maniera poco consona, quindi io li ho invitati a prendere le cose, ad uscire. Da lì prime parole ad alta voce, io a quel punto mi sono recato verso l'altra area verde dove c'erano tutti gli altri ragazzi. Casualmente mi è venuto incontro l'amico Baby Touché con altri amici. Da lì che succede, bro, con quegli atteggiamenti sempre da bulletti, e io ho fatto presente: guarda, le cose stanno da qua fin qua, prendete le vostre cose e andate. Quindi è nata la colluttazione solo con me, quindi non ha coinvolto nessun cliente, nessuno dello staff, petto con petto, spinte. In quel momento la cosa stava degenerando, io che sarei di carattere fumino ho rischiato di reagire, è intervenuto un mio allenatore che mi ha tenuto fermo e ha detto: stai calmo. Nel frattempo io avevo già allertato le forze dell'ordine, che sono intervenute in maniera veramente rapida, una pattuglia dei carabinieri di Monselice e della polizia municipale di Monselice, quindi 4 persone. Sono venuti incontro, solite cose, li hanno allontanati, e la cosa grave è che hanno continuato a inveire non solo verso di me, ma ad alta voce verso le forze dell'ordine, fino all'episodio squallido, che non è tanto la gravità di ciò che mi hanno fatto, ma il gesto della spinta per buttarmi a terra, con minacce che sono continuate alla presenza delle forze dell'ordine anche al momento che li hanno portati oltre il tornello d'accesso, con il famoso lancio dello zaino altezza faccia per colpirmi, e con le minacce promesse che mi aspetteranno. Ecco, non potranno più venire perché con la mia denuncia fatta ieri mattina, querela d'esposto, denuncia, stanno richiedendo il DASPO urbano, perché sono pericolosi quei 2 soggetti per tutta Monselice. E purtroppo episodi del genere non capitano tutti i giorni, anzi non capitano mai, ma c'è un disagio, e questo mi dà fastidio a me, giovanile, di una fascia d'età 13-20 anni, italiani, stranieri, altoatesini o siciliani, che sono non inclini a rispettare le regole, e quindi a me dà fastidio questo. Le è capitato altre volte quindi che si arrabbino, che iniziano ad alzare i toni, soprattutto in questa fascia d'età? Allora sì, questa fascia d'età si trovano in gruppo, mangiano, bevono, buttano per terra. Ragazzi, non buttate le cose per terra, ma dopo raccogliamo, no. C'è il cestino, non giocate a pallone o fumate nel verde che è vietato. Ma perché? Ma perché è vietato. Quindi una sorta di: non mi interessa che c'è il cartello, non mi interessa, non sto facendo nulla di male. E in mezzo al pubblico di tante persone, oggi sono i ragazzi delle scuole, famiglie, dove vengono qua perché è un ambiente tranquillo, perché si rendono conto che sono sorvegliati, non devono accadere. Questo è un impianto sportivo, si fa sport e in estate ci si diverte, punto. Tale io devo fare. Il mio intervento è stato appunto di sedare eccessi, chiamare le forze dell'ordine nel momento in cui gli eccessi vanno oltre, perché io non sono né grosso, ma tantomeno non sono la persona che può e deve mettere le mani addosso a nessuno. Io sono un insegnante di educazione fisica, a scuola insegno il rispetto delle regole. Lei come sta? So che ha avuto 5 giorni di prognosi. Io ho avuto 5 giorni di prognosi perché quando ieri mi sono recato subito alla sera al pronto soccorso, ma per rispetto di molte persone che erano gravi, che aspettavano l'intervento, mi sono recato il giorno dopo dal medico, avevo un'abrasione, un'abrasione al gomito, un dolore alle costole, mi ha dato 5 giorni in attesa dei raggi. Io sto bene oggi fisicamente. Moralmente sono giù di morale, perché non tollero che non passa il messaggio che abbiamo un ragazzo convocato in nazionale di nuoto per il 2° anno con 6 titoli italiani, una squadra master che ha vinto il campionato regionale,
ma andiamo famosi per queste cose, è brutto, è brutto. Allora io davvero ringrazio Marco Canova per aver voluto raccontarci questa cosa e anche per aver raccontato la notizia che tante volte passano sotto silenzio. Allora grazie a Marco Canova, grazie a Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Da Monselice Nicola Lenina può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Torniamo nella Marca trevigiana, una mattinata di commozione a Roncade, tutto il paese davvero per l'addio ad Angelo Pavanetto, storico tabaccaio del paese, morto tragicamente qualche giorno fa, 4 giorni fa, mentre stava tagliando l'erba a bordo del suo trattorino che si è rovesciato schiacciandolo. Una tragedia che ha colpito una comunità intera perché persona notissima Angelo, e davvero oggi questa mattina l'intera comunità si è fermata per i funerali. Ha seguito questo addio per noi Lucio Zanato. Buongiorno Lucio, che vedo insieme al sindaco Marco Donadella. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, devo dire una comunità in lacrime si è stretta attorno alla famiglia nell'ultimo saluto appunto ad Angelo, come hai detto giustamente tu, morto tragicamente, una morte senza un perché, ha detto Don Marcello che ha ufficiato i funerali. Sono col sindaco perché il sindaco era presente a testimoniare veramente tutta la comunità. Ecco, per voi chi era Angelo? Oggi abbiamo salutato Angelo, da parte mia e di tutta l'amministrazione ci stringiamo al dolore della famiglia. Chi era Angelo? Angelo non era solo un commerciante, Angelo era un punto di riferimento. Con Angelo si era sicuri che nel momento in cui varcavi la soglia del negozio trovavi un sorriso, una parola di conforto. Veramente mancherà a tutta la comunità. Ecco, è un esempio della vostra comunità, perché lui faceva anche molto volontariato e ho scoperto, sentendo dalle parole della gente qui, che c'è tanto volontariato, c'è tanto altruismo a Roncade. Si è sempre fatto in 4 per la comunità, lui e tutta la famiglia, una famiglia molto conosciuta, sia lui si dava da fare per la sagra paesana con la parrocchia, insomma come ho detto prima era un punto di riferimento. Ecco appunto, un punto di riferimento che Don Marcello ha voluto sottolineare proprio nel suo altruismo verso gli altri, nella sua presenza verso gli altri. Tra l'altro un saluto anche da parte dei nipoti davvero toccante, proprio perché è stato e sarà ad esempio, ha detto Don Marcello, per tutta la comunità. Io con questo da Roncade non ho altro da raccontarti, a te la linea. A Lucio Zanato, grazie anche al sindaco. Adesso noi andiamo velocemente in pubblicità, ripartiremo però da un altro commovente addio, un'altra comunità che si è fermata. È successo ieri pomeriggio a Collumberto, il giovane Matteo Tomasi che era morto in sella alla sua moto. Ripartiremo dal dolore di Collumberto subito dopo la pubblicità. Arrivano le auto dei familiari facendosi largo tra la tanta gente che percorre la salita che porta alla chiesa di San Martino. Un paese intero qui per Matteo Tomasi, per tanti Leo, per altri Toma. Sulla bara chiara, rose bianche e rosse. La semplicità di chi ha vissuto in semplicità, con lo spirito dell'amicizia a guidarlo sempre. A celebrare il rito Don Luca in un giorno in cui le parole non riescono a trovare forma e lascia tutti sguarniti e impotenti. Letta la preghiera dei motociclisti. Grazie Signore per il cielo, le campagne, i fiori, per avermeli fatti vedere così diversi e belli e così tanto miei. Grazie Signore per avermi dato ogni volta la gioia del ritorno alla mia casa. Centinaia le persone che hanno affollato la collina sulla quale sorge la chiesa, tra loro tanti amici e compagni di Matteo, la squadra del Hollywood, gli amici dei motori e dei raduni. E sono loro a rendergli omaggio, gli amici del calcio, con una lettera. Le tue parole non erano mai banali. Sei stato e sarai sempre il nostro portierone Tom. Quest'anno è stato pieno di gioie e soddisfazioni come l'ultimo rigore da te parato. Eravamo pronti a festeggiare insieme, ma purtroppo non sarà possibile. Tuttavia cercheremo di farlo per te, per mantenere vivo il ricordo della persona incredibile che eri. Sei e sarai sempre nei nostri cuori.
Al termine della cerimonia, una lunga fila di moto ad accompagnare il feretro al vicino cimitero, seguito da un composto ma assordante rombo di motori. Questo dunque, siamo rientrati in onda, in diretta, l'addio di Columberto al giovane Matteo. Adesso torniamo da Columberto a Venezia, torniamo all'inchiesta sul crollo dell'albero a Piazzale Roma, con la parola che passa ai tecnici. La procura nominerà un consulente per chiarire le cause della caduta e se potesse essere prevista ed evitata, già raccolti vari campioni del Leccio. La Procura di Venezia nominerà un consulente tecnico per chiarire i motivi che hanno portato all'improvviso crollo del Leccio di Piazzale Roma e quindi stabilire se la caduta poteva essere prevista ed evitata. Tra gli accertamenti svolti dagli inquirenti c'è anche quello che riguarda un'attività di monitoraggio che avrebbe recentemente avuto luogo proprio su quell'area verde. Si è intanto conclusa la raccolta di una serie di campioni delle varie parti dell'albero come foglie, pezzi di radici e di corteccia, tutte tessere di un mosaico che dovranno fare luce su cosa abbia determinato la caduta. Il tronco appare spezzato alla base. Al momento del crollo sotto l'albero c'era una quindicina di persone. Dei 12 ricoverati la maggior parte è stata dimessa. 2 donne, una in particolare, sono invece rimaste ferite in maniera molto seria e rimangono ricoverate all'ospedale di Mestre. Sono andato a vedere i feriti in ospedale, mi sto occupando di questo, poi ci saranno tutte le verifiche del caso, certamente è una cosa incredibile. Come ve lo spiegate? Non rispondo più a questa domanda, c'è un'inchiesta in corso e cercheremo di capire. In questi giorni si sono sentite formulare diverse ipotesi, ma la vicenda potrà essere chiarita solo dalle analisi e dagli esperti. Il Comune ha deciso di avviare un'istruttoria interna. Il sindaco Luigi Brugnaro ha intanto voluto ringraziare tutti coloro che quel pomeriggio, trovandosi a Piazzale Roma, hanno offerto il proprio aiuto ai feriti. Tutti quanti sono soccorritori, persone anche normali che sono andate. Questa cosa qua non è scontata, vanno ringraziati tutti, dal primo all'ultimo. Non è scontato, date tutto per scontato, diciamolo, grazie a quei sanitari che stanno combattendo giorno e notte per salvare la vita delle persone. Non è scontato, bisogna rispettarli in tutto e per tutto, loro e i loro familiari. La cronaca di nuovo a Padova con il maxi sequestro di 7,5 milioni di prodotti per alimenti non sicuri. C'era di tutto negli scaffali del capannone della zona industriale controllato dai militari della sezione operativa pronto impiego del gruppo della Guardia di Finanza di Padova in collaborazione con l'ULSS 6 Euganea. Bacchette, scatole in alluminio, contenitori in plastica, bicchieri e vari altri oggetti destinati al contatto con gli alimenti per un totale di 7,5 milioni di pezzi, tutti sequestrati per essere ritirati dal commercio perché privi dei requisiti di tracciabilità delle materie prime e delle istruzioni atte a garantirne il corretto impiego. Oltre ai contenitori, sequestrati anche macchinari destinati alla lavorazione o alla trasformazione degli alimenti. Anche il locale dove sono intervenute le fiamme gialle non era noto alle autorità sanitarie. Il titolare della ditta è stato segnalato al comune. Restare e trovarsi faccia a faccia con un branco di lupi, la paura a Marostica. Ancora lupi a Marostica, ancora paura ai piedi dell'altopiano dei 7 comuni, dove ormai i selvatici sono presenti con almeno 2 branchi. Uno di questi è molto attivo sulle colline marosticensi, dove spesso vengono predate pecore e caprette, ma ogni tanto sparisce anche qualche cane, qualche gatto che diventa il pranzo dei predatori. Qualche ora fa la titolare di un locale di Valle San Floriano è uscita in strada per tornare a casa alla fine del turno e si è trovata di fronte addirittura 5 lupi che camminavano in fila vicino all'edificio. La donna è rimasta paralizzata dal terrore e non è riuscita a scattare una foto agli animali, che se ne sono andati senza dimostrare alcuna paura. Della vicenda è stato informato anche il sindaco Matteo Mozzo, che da mesi invoca un cambiamento nella normativa per poter gestire in modo efficace una situazione che sta spaventando molti residenti e il tessuto turistico e commerciale di tutta la zona. Torniamo a parlare di politica, la politica e le regionali. Ieri la clamorosa apertura di Fratelli d'Italia a un possibile sblocco del terzo mandato con le parole di Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia,
che ha detto: abbiamo ribadito che non c'è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle regioni. E dunque c'è un'apertura per un dialogo, bisogna capire però i tempi, la condizione sine qua non è che lo chiedano tutte le regioni. Ieri a Roma per presentare un libro sull'autonomia c'era anche il governatore Zaia che dice: lo chiedono le regioni, lo sta a testimoniare il documento delle regioni che è stato redatto proprio al Festival delle Regioni a Venezia. Sentite. Il capogruppo Donzelli parla che non ci sono preclusioni né per i tempi né per il ragionamento sullo sblocco dei mandati. Dall'altro è anche innegabile che se si punta all'unanimità tra le regioni, lo sappiamo tutti che è maggioritaria la posizione dello sblocco dei mandati. Penso che le regioni siano state chiare con il documento che è stato fatto durante il Festival delle Regioni, quello che viene definito il documento di Venezia, e adesso cercheremo di capire qual sarà il proseguio. Se le cose non cambiano, io ovviamente sono già con un programma chiaro che è quello che si andrà a votare entro il 23 di novembre di quest'anno. Io penso che ci siano tante partite sul tavolo, c'è quella del Trentino che è una partita che oggi vede un'impugnativa del governo e quindi immagino che si andrà avanti alla Corte Costituzionale, la quale si è già espressa nella sentenza della Campania dicendo che le regioni a statuto ordinario non possono predefinire il numero dei mandati, ma quelli a statuto speciale sì. E Trentino, ha detto solo quella a statuto ordinario, cioè ha fatto riferimento solo a ordinario. E quindi leggendo quella sentenza ci pare di capire che difficilmente la Corte Costituzionale smentirà se stessa e quindi non potrà dire che Trento non ha diritto a definire sul numero dei mandati. Poi c'è Friuli Venezia Giulia che ha già annunciato giustamente che vuole sbloccare i mandati. Penso che sia corretta la posizione che pone Donzelli e per suo tramite penso anche la maggioranza e spero di questo governo, che un'Italia a mosaico, a macchia di leopardo sul numero di mandati non può esistere, quindi ben venga lo sblocco dei mandati se ci sarà. E su questo poche ore fa la nota molto dura del segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che scrive: è incredibile che a pochi mesi dalle elezioni regionali siamo di nuovo a discutere di terzo mandato e della poltrona di Zaia, unico argomento che sembra interessare al centrodestra. Ancora una volta la politica veneta viene ridotta a teatrino e spartizione di potere, mentre famiglie e imprese aspettano risposte su lavoro, caro energia, sanità, fuga dei giovani e ambiente. Zaia continua nella sua nota Martella, Zaia continua malinconicamente a rimanere aggrappato all'idea di un altro mandato che nel suo caso, vorrei ricordare, sarebbe il quarto. È evidente, conclude Martella, che nella destra veneta regna il caos. Dietro queste incredibili manovre c'è solo il tentativo di prendere tempo e nascondere le profonde divisioni interne, prolungando trattative e accordi di potere. Così il Partito Democratico regionale su questa apertura di Fratelli d'Italia. Intanto in questo weekend, domenica e lunedì, si vota per il referendum abrogativi. Allora vediamo quali sono i temi nella discussione di questo referendum, che ha avuto, e lo sapete bene, anche una polemica politica, insomma una forte polemica politica tra i vari soggetti, ovviamente tra maggioranza e opposizione a livello di governo, ma non solo. Allora vediamo per cosa si vota questo referendum. Domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 dalle 7 alle 15 si vota per i 5 referendum abrogativi promossi da CGIL e Più Europa su lavoro e cittadinanza. Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni muniti di carta d'identità e tessera elettorale. Ai seggi saranno consegnate 5 schede di colore diverso. In quella verde si chiede l'abrogazione di uno dei decreti attuativi del Job Act che norma le tutele in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle aziende con più di 15 addetti. Il quesito contenuto nella scheda arancione propone l'abolizione delle norme che fissano un tetto di 6 mensilità per l'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori delle piccole imprese e di 14 mensilità per chi lavora nelle aziende con non più di 60 addetti. Il terzo quesito, scheda grigia, propone l'abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81 che disciplina la durata dei contratti a termine senza causali fino a 12 mesi.
Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice e subappaltatrice come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è il quarto quesito contenuto nella scheda rossa. Infine scheda gialla con la richiesta di dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Perché i quesiti referendari siano validi è necessario superare il quorum dei votanti del 50% più 1 del corpo elettorale. Torniamo a Varezia per parlare del Mose. Non sarà possibile completare gli interventi di manutenzione alle paratoie del Mose entro l'estate. La notizia nell'aria da tempo ora è cosa certa, tutto rinviato al 2026. Solo poche ore fa il Comitato Tecnico ha finalmente approvato il progetto di manutenzione delle dighe mobili del Mose, che avrebbe dovuto ricevere il via libera e il relativo benestare ancora nel mese di dicembre 2024, 6 mesi di ritardo che, come spiega Davis Rizzo, presidente di Costruttiva, che riunisce le imprese consorziate, faranno slittare di un anno gli interventi di manutenzione alle paratoie, che sono fondamentali. Con queste tempistiche diventa molto difficile garantire le operazioni di revamping e di manutenzione, soprattutto di revamping, delle 6 paratoie di cortesia entro la finestra estiva dell'anno in corso. I lavori di manutenzione delle paratoie, stando agli accordi, si possono fare solo nel periodo estivo, che non è la stagione tradizionalmente delle acque alte e quindi di un minor utilizzo delle paratoie, ma prima di avviare l'intervento vanno eseguite delle opere preparatorie per le quali servono mesi di lavori, perciò la manutenzione deve attendere. Un'operazione di rimessa in ripristino delle 6 paratoie di cortesia che vengono utilizzate nel momento stesso in cui si prelevano dalle schiere altrettante paratoie che invece vanno sottoposte a processo di manutenzione. I lavori sono di fatto terminati, si sta proseguendo per quanto riguarda i lavori di tipo ambientale che tanta parte hanno all'interno dell'opera Mose in senso largo. Possiamo affermare che l'attenzione, come è giusto che sia, è rivolta a queste operazioni di tipo manutentivo, in quanto sono propedeutiche alla riconsegna dell'opera al legittimo proprietario, che è lo Stato. Adesso invece vediamo l'esercitazione che è in corso in questi giorni, sarà fino al 13 giugno all'aeroporto militare di Istrana, al 51esimo stormo di Istrana. È un addestramento tra aeronautica militare italiana e quella svizzera, il tema è quello sempre molto attuale della difesa aerea in una situazione internazionale di altissima tensione. Gli Eurofighter e gli F-35 dell'Aeronautica Militare Italiana assieme agli F-35 della Svizzera e gli F-16 americani, assieme per affinare le attività di coordinamento e favorire uno scambio di conoscenze tecniche, un'esercitazione importante che arriva in un momento storico internazionale delicatissimo, alle porte il Medio Oriente in fiamme e la guerra tra Russia e Ucraina. L'aeronautica militare e la forza armata si prepara costantemente e costantemente garantisce il servizio di sorveglianza del nostro spazio aereo nazionale. Esercitazioni come queste con la SIFEX ci permettono anche di cooperare con paesi che non sono necessariamente nella NATO come la Svizzera, ma che sono dei nostri vicini e si integrano di fatto in maniera molto naturale nel dispositivo che è stato creato per questa esercitazione, ma che è lo stesso che fondamentalmente assicura il controllo dei nostri cieli.
cieli nazionali ma anche cieli di tutta l'Alleanza Atlantica. Un lavoro che va avanti da anni, spiega il generale Lante, e che assicura la perfetta interoperabilità tra le forze armate. L'importanza è saper garantire questo tipo di integrazione sia qui in questo contesto, sia in tutti gli altri contesti in cui le nostre forze armate, l'aeronautica militare e le forze di altri paesi vengono chiamati ad operare. Piloti giovani che devono operare insieme e risolvere situazioni complesse come quelle per le quali ci stiamo addestrando ora, soddisfatto il generale svizzero Merz, che aggiunge: Visto che lo spazio aereo svizzero è limitato, per noi è molto importante poter cooperare con voi come nazione, perché avete delle disponibilità molto maggiori che le nostre, comunque a imparare a cooperare, e soprattutto perché noi abbiamo dei limiti che sono imposti da quello che è il servizio di volo, che non possiamo fare da noi. Per noi l'importante è anche questa collaborazione, poter anche avere delle forze che sono rappresentate dagli americani e da altre nazioni. Fino al 13 giugno le due nazioni opereranno insieme fianco a fianco, studiando procedure e attività nei cieli, i velivoli di forze diverse ma unite dalla stessa consapevolezza: difendere i propri territori. Attività decise congiuntamente e messe in pratica in questi giorni durante l'esercitazione al 51esimo stormo nel pomeriggio, una missione complessa. Avremo un assetto che farà da early warning, quindi da radar in volo, un KV italiano che farà da controllore di volo, ma farà anche la parte dell'assetto pregiato da proteggere, e insieme a lui ci sarà un altro assetto pregiato da proteggere che sarà un P-72 dell'Aeronautica Militare Italiana, che simulerà una missione di ricerca in mare. Loro si occupano principalmente di questo come missione principale dello stormo. Questi due assetti pregiati verranno protetti da 8 velivoli chiamati blu, nel senso buoni, quindi che faranno protezione dei due assetti, che si troveranno ad ovest, quindi prossimi alle coste adriatiche italiane, mentre i cattivi, i red, saranno simulati da circa altri 12-14 velivoli che da est proveranno ad abbattere, ovviamente in maniera simulata, sia l'assetto radar in volo che l'assetto di ricerca in mare. Oltre una ventina di aerei impegnati in uno scenario complicato nel Mar Adriatico, con l'obiettivo di consolidare procedure esistenti, superare eventuali criticità e imparare tattiche diverse. L'Aeronautica Militare Italiana e la Forza Aerea Svizzera stanno operando insieme dal 26 maggio. I dati: abbiamo 57 unità di personale svizzere schierate su Istrana, 6 velivoli F-18, 5 monoposto e un biposto, e più o meno loro volano 12 sortite al giorno, mentre a seconda delle disponibilità dei nostri aerei ne facciamo da 10 a 12. È uno sforzo importante per noi, spiega il comandante del 51esimo stormo, ma ci dà la possibilità anche di vedere come svolgono le attività i diversi sistemi d'arma e apprendere un più ampio spettro di operazioni. Un pilota svizzero ci spiega come sia importante per loro poter operare assieme ai colleghi italiani. Per noi è molto importante per diverse ragioni. La prima è che lo spazio aereo svizzero è piccolo e non possiamo allenare tutto quello che abbiamo bisogno. Venire qua è un'opportunità di poter lavorare un po' più grande, in più lo scambio dell'esperienza, vedere come si lavora all'estero, come gli italiani lavorano, impariamo molto con loro e spero che anche loro imparino un po' con noi. Cambiamo decisamente argomento, continua nella Basilica del Santo la tredicina, siamo ovviamente a Padova, la tredicina di preparazione alla festa di Sant'Antonio. Da maggio le reliquie sono in viaggio nel sud Italia, i frati sono partiti anche per il Canada, gli Stati Uniti e l'Australia. Un viaggio di speranza con Sant'Antonio che, pellegrino attraverso alcune reliquie Massa Corporis, continua a rendersi vicino alla sua gente nei giorni che portano i devoti al 13 giugno. Come nel giugno 2020, l'anno del Covid, Sant'Antonio, attraverso la comunità dei frati della Basilica, portò la sua benedizione dall'elicottero, toccando luoghi simbolo della fede antoniana e della difficile pandemia che si viveva in quei mesi. Già da maggio i frati sono tornati a portare il suo messaggio sulle strade del mondo. Nel sud Italia la reliquia Massa Corporis è accompagnata da padre Giovanni Milani, responsabile della peregrinazio delle reliquie di Sant'Antonio, e ha toccato in questo anno giubilare comunità ferite dalla natura come Poggioreale, nella Valle del Belice devastata dal terremoto nel 1968, Fratta Minore nella Terra dei Fuochi o il Salento tra gli ulivi colpiti dalla Xylella. Fino al 6 giugno la reliquia sarà in Puglia, a Volturino,
dal 7 all'11 giugno ad Anzio, Roma, il 13 giugno festa del Santo in Sicilia a Vittoria. Sant'Antonio ancora oggi vive annunciando il Vangelo, ha ricordato Monsignor Biagio Colaianni, arcivescovo metropolita di Campobasso Boiano, nell'accogliere la reliquia a Sant'Elia Pianisi il 30 maggio. Un santo atteso anche dai pellegrini d'oltreoceano, con le reliquie partite il 4 giugno, accompagnate da padre Alessandro Ratti verso Toronto in Canada, da padre Mario Conte e da padre Fabio Turrisendo verso New York e New Jersey negli Stati Uniti, da padre Bortolino Maestrello verso l'Australia. Allora siamo in chiusura di questa prima parte, fra pochissimo dopo la pubblicità torniamo con Ecovisioni, con Andrea Ferrazzi, un altro importante ospite e mai come quest'oggi, ma ormai è quotidiano l'effetto dell'impatto dei cambiamenti climatici sui nostri territori. Abbiamo visto in apertura quanto accaduto con le grandinate record nel Trevigiano di queste ore. Fra pochissimo Ecovisioni. Allora rieccoci, Ecovisioni come ogni venerdì, grazie per essere sempre qui con noi. Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, torniamo a parlare nello specifico dell'impatto dei cambiamenti climatici nel nostro territorio. Lo facciamo e la ringraziamo per essere con noi, con la dottoressa Silvia Torresan. Buongiorno. Buongiorno. La vediamo dietro la sede del centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, che è un'eccellenza del nostro territorio, un centro di ricerca internazionale che ha sede a Venezia e che si occupa proprio di studiare nello specifico, lo dice il nome, qual è l'impatto dei cambiamenti climatici in un'area che ci riguarda evidentemente, ma anche quali sono gli scenari futuri, la ricerca dove può arrivare. Allora, noi peraltro, lo dicevo prima, abbiamo iniziato la nostra prima edizione dei telegiornali raccontando per l'ennesima volta di una grandinata che ieri ha devastato auto, case e coltivazioni. Come al solito è partita la conta dei danni e allora io partirei proprio da qui per ricordare, e torniamo quindi all'ABC, qual è il problema che ci riguarda da vicino, se ci fosse il bisogno proprio di ricordarlo. Dottoressa. Certamente, grazie. Allora, il cambiamento climatico è un problema che ci riguarda tutti, in quanto sta aumentando l'intensità e la frequenza degli eventi estremi, che comprendono gli eventi di precipitazione estrema, anche le ondate di calore, le alluvioni, i forti venti, le tempeste. Inoltre, questi eventi e gli impatti del cambiamento climatico si vedono anche sull'ambiente, sul degrado del suolo, sulla perdita di biodiversità, di servizi ecosistemici e il fatto è che è importante considerare tutti questi cambiamenti nel loro complesso, perché possono avere degli effetti che sono amplificati e anche difficili da prevedere. Abbiamo visto anche recentemente alla scala globale, ci sono degli esempi di paesi che hanno veramente notevoli rischi legati agli eventi estremi, come negli Stati Uniti, gli incendi di Los Angeles di questo inverno, ma anche in Europa e nell'area euro-mediterranea. Abbiamo la tempesta Dana che ha causato le alluvioni a Valencia e nel nostro territorio in Italia, in Emilia-Romagna, le recenti alluvioni, ma anche nel Veneto. Noi abbiamo degli impatti che si stanno già osservando e che ci riguardano da vicino. Le temperature questi che vediamo nella slide, diciamo, sono un po' gli scatti che vediamo spesso, no? Quindi le alluvioni, gli incendi, la siccità, i tornadi, insomma tutte le varie i vari eventi estremi che ormai ci riguardano, non riguardano solo paesi diciamo lontani da noi, ma anche molto vicini. Torno subito da lei per capire poi quali sono gli impatti nel nostro territorio. Anche oggi, lo dicevamo prima, abbiamo raccontato per l'ennesima volta di agricoltori che stanno cercando di fare la stima dei danni. Gli agricoltori stessi che nei messaggi dicono dobbiamo combattere questa situazione, ormai non è più solo
un monito che arriva dagli ambientalisti, è chi subisce poi il danno, Ferrazzi? Gli agricoltori sono in prima linea perché sono coloro che subiscono più direttamente le conseguenze nefaste del cambiamento climatico. In parte l'agricoltura, soprattutto l'allevamento, neanche con causa, infatti uno degli elementi fondamentali della mitigazione è anche appunto quello di agire concretamente in questo settore e contemporaneamente però sono i primi ad essere esposti perché quello che sta succedendo, lei citava le grandinate di queste ore, cose mai viste, no? Quando mai in Veneto si sono visti chicchi di quelle dimensioni che devastano automobili, case, tetti, mura, delle coibentazioni delle nostre abitazioni. E poi chi paga tutti questi danni, no? Il governo, come lei sa benissimo, ha fatto una proposta di legge che obbliga tutte le imprese ad assicurarsi. E dice, cara impresa, se tu non ti assicuri, noi poi non ti iscriviamo nel registro di coloro che hanno poi accesso ai contributi per i danni subiti. E da qui è partito un braccio di ferro, ma è un braccio di ferro che rischia di non avere soluzione, perché i danni sono anche dal punto di vista di carattere così gigantesco che non c'è modo di coprirli. Nemmeno le assicurazioni avranno la capacità di farlo, perché i premi, cioè quanto tu devi pagare per essere assicurato, rischiano di essere talmente esorbitanti che nessuno è in grado di pagarlo e quindi nessuno è in grado di assicurare. Allora stiamo entrando in un settore che è un settore limite, è un settore economicamente, come diciamo in questa trasmissione da tempo, espostissimo, quello dell'agricoltura, ma non solo quello dell'agricoltura, perché i tifoni, le inondazioni e la siccità colpiscono anche le aziende. Leggevo un report che è uscito ieri di alcuni gruppi finanziari nazionali e internazionali sull'impatto, per esempio, la prossima estate dell'aumento della temperatura nelle fabbriche del nord del nostro paese. Certo. Le previsioni che oggi si riescono a fare nel lungo periodo raccontano di almeno 15 giorni la prossima estate con temperature nei centri produttivi del nord Italia che supereranno i 40 gradi centigradi. Ora, più 40 gradi centigradi vuol dire che per la nuova legislazione sacrosanta per la tutela dei lavoratori alcuni impianti industriali verranno chiusi, bloccati, perché la temperatura è troppo elevata e c'è uno stress termico che non può essere, come dire, gestito dalle singole persone. Cioè, capisce di cosa stiamo parlando? Capisce perché è assolutamente necessario intervenire in questi settori, nel settore del cambiamento climatico? Perché il cambiamento climatico è il problema dei problemi che tutti viviamo. Allora, dottoressa, ci sono due slide di riferimento, entriamo nello specifico sull'effetto del cambiamento climatico in Veneto e anche di come potrebbero poi aumentare nel futuro, diceva Ferrazzi, insomma un flash proprio su questo della temperatura che aumenta. L'agricoltore che abbiamo sentito, presidente del Coldiretti di Asolo, poco fa diceva: noi adesso stiamo contando i danni, sappiamo molto probabilmente che dovremo prepararci ad altre situazioni, quindi non sappiamo come programmare le coltivazioni, non sappiamo nulla, e in più ci diceva abbiamo riscontrato che rispetto agli ultimi anni, mentre qualche anno fa l'evento estremo era collocato molto in un'area ristretta, adesso è vastissimo. Ieri ha preso questa grandinata violentissima dalla Castellana all'Asolana al Montebellunese, un'area molto molto estesa, seppure molto velocemente. Allora, vediamo gli impatti. Sì, il Veneto sicuramente, grazie alla varietà dei suoi paesaggi montani, collinari e costieri, è esposto a molteplici impatti legati al cambiamento climatico. Sicuramente le ondate di calore hanno un segnale molto forte anche nel futuro e potranno aumentare, creando quindi impatti sulla salute ma anche sulle attività lavorative e specialmente nelle zone abitate. Ho fatto vedere anche nella slide successiva proprio uno studio che abbiamo fatto recentemente per la Regione Veneto per informare la redazione della strategia regionale di adattamento al cambiamento climatico. Abbiamo cercato di evidenziare quali saranno le aree dove potrà peggiorare in futuro il rischio legato alle ondate di calore, ma anche alle piogge intense, quindi agli allagamenti urbani dovuti alle piogge intense e anche alla siccità. E possiamo vedere quindi che nel territorio ci sono delle aree dove è necessario
avere una particolare attenzione anche nel futuro per pianificare l'adattamento. L'adattamento non si pianifica soltanto durante le condizioni di crisi o di emergenza, ma è un processo lungo che deve nascere già oggi per aumentare la resilienza ai cittadini di oggi e di domani. Quindi bisogna pensare anche a questo, alla residenzialità. Sì, certamente, perché le aree urbane, essendo molto edificate, sono a maggior rischio delle ondate di calore, quindi ci potrà essere maggior rischio della salute pubblica, quindi residenzialità, ma anche servizio sanitario. È un tema che abbiamo anche affrontato, quello del ripensare, no, le città. Sì, è quello che si chiama poi adattamento climatico, no? Cioè il cambiamento climatico è talmente strutturale, è talmente, come dire, ormai entrato nei nostri territori, nelle nostre case, nelle nostre città, che non è più sufficiente pensare solo a quello che si chiama mitigazione, cioè riduzione delle emissioni, perché sappiamo che le emissioni poi sono la prima causa dell'aumento della temperatura, no? Cioè le emissioni dei cosiddetti gas climalteranti. Ma la situazione è talmente avanti che bisogna pensare a riorganizzare i nostri territori con delle politiche che si chiamano appunto politiche adattive, politiche di adattamento, che abbiano la capacità di contrastare gli effetti violenti del cambiamento climatico. E questo si pone anche nelle città, perché le città appunto hanno degli effetti pessimi dal punto di vista dell'aumento della temperatura. Ci sono molti grattacieli, case alte che sono dei veri e propri convettori termici, cioè quando arriva il calore dal sole questi li portano il calore a terra. Quindi l'altezza è un elemento. Porta a terra, ma cosa succede? Poi c'è una densità urbanistica tale e l'assenza di verde fa sì che questo calore a terra non venga dissipato. E quindi c'è un fenomeno di aumento della temperatura, la notte non è in grado di riportare alla temperatura della mattina e quindi c'è un'escalation, appunto, questioni gravissime, salute, persone che muoiono, d'estate muoiono ormai un sacco di persone, soprattutto quelle più fragili e più anziane, quindi si pone anche il problema sanitario. Dottoressa, in queste due slide ci si chiediamo, no? ci si chiedeva e ci si chiede come aumenteranno nel futuro. Cioè c'è una stima, esiste una stima di quanto grave diventa la situazione da qui ai prossimi, che so, 5-10 anni? Allora, tutti gli scenari climatici futuri sono caratterizzati anche da un livello di incertezza. Noi abbiamo fatto una stima con un segnale di indice di rischio relativo dove si ritiene che la situazione potrebbe peggiorare di più rispetto ad altre zone alla scala regionale, ma non abbiamo fatto una stima di termini assoluti e probabilistici di quanto aumenterà la frequenza delle ondate di calore in futuro. È un'indicazione che abbiamo fatto nella fase preliminare di uno studio del rischio. E quindi è diverso da zona a zona, quindi la situazione può cambiare chiaramente? Sì, certamente, cambia anche in base agli elementi esposti e alle vulnerabilità territoriali. Sì, tenga in considerazione che noi siamo all'interno del grande bacino del Mediterraneo, certo, che la professoressa conosce benissimo la questione, ovviamente. Il bacino del Mediterraneo, secondo tutti i climatologi, è uno dei bacini più esposti al cambiamento climatico e all'innalzamento della temperatura. Pensi che da poche settimane il governo francese ha emanato appunto il piano per l'adattamento climatico nazionale e l'ha basato su un aumento della temperatura prevista di 4 gradi centigradi. 4 gradi centigradi è uno sproposito, perché l'obiettivo dell'accordo di Parigi 2015 di tutti i paesi delle Nazioni Unite stabilisce un livello massimo di 2 gradi centigradi. 4 gradi centigradi vuol dire veramente che le reazioni del clima dinanzi a questo aumento della temperatura saranno devastanti. Ora, se questo è vero, questo va integrato con un altro dato che abbiamo già raccontato in questa trasmissione, cioè l'IPCC, il massimo organismo internazionale di studi mondiali sul cambiamento climatico, racconta che il Mediterraneo crescerà almeno di 70-80 centimetri da qua a 70 anni. Ora,
l'economia del nostro territorio, l'economia balneare da Bibione a prescindere fino alla provincia di Venezia a sud e quindi le zone di sottomarina oppure il delta del Po. E quali saranno le conseguenze? Saranno devastanti, ma lo sono già oggi, perché le mareggiate lo sono già. Allora, da questo punto di vista, noi siamo molto esposti ed è esattamente per questo che bisogna agire con grande decisione. Allora, ha introdotto giustamente l'argomento. Allora, dottoressa, vengo da lei. Vediamo, ci sono 3 slide sull'impatto nella zona costiera e quindi anche per Venezia, ma non solo. Cosa ci raccontano queste slide? Noi abbiamo fatto uno studio che analizza gli impatti del cambiamento climatico, delle mareggiate costiere, ma anche in generale gli impatti dovuti alle precipitazioni intense e al vento forte sui comuni costieri nel passato, in base ai dati che abbiamo relativamente a quando i comuni hanno chiesto lo stato di crisi. E abbiamo imparato dal passato le condizioni in cui si sono generati questi impatti e con l'intelligenza artificiale siamo andati a proiettare nel futuro quanto potrebbero aumentare i numeri di giorni in cui si verificano questi impatti nei vari scenari di cambiamento climatico a minore o maggiore emissione. E c'è un trend crescente, diciamo, quindi il problema è importante per tutti i comuni del Veneto, potrebbe quindi essere importante colpire gli edifici, ma anche la parità delle spiagge, gli ecosistemi. E abbiamo anche fatto poi un focus su Venezia in particolare, andando anche ad utilizzare un modello di stima dei danni diretti e dei danni economici. E abbiamo potuto vedere che già attualmente, in assenza dell'attivazione del MOSE, i danni economici legati ad un evento di mareggiata con un tempo di ritorno di 100 anni ammontano a circa 200 milioni di euro, ma nel futuro, in assenza del sistema MOSE, potrebbero aumentare di 3 volte. Tuttavia abbiamo anche visto che l'attivazione del sistema MOSE oltre i 130 cm consente di ridurre i danni stimati dagli eventi di acqua alta fino al 90% e quindi è un'opera sicuramente fondamentale per proteggere il centro storico di Venezia dalle acque alte. E vediamo, perché io non vedo più le slide, scusate. Ecco, qui c'è un altro dato, ma ecco, questo è per quanto riguarda Venezia. Sì, quindi il MOSE... con un piccolo problemino, che se il livello medio del Mediterraneo crescerà secondo i dati di cui abbiamo parlato prima, anche il MOSE rischia di essere inefficace. Di diventare obsoleto. E quindi è un tema, è vero che il MOSE oggi sta, grazie a Dio, salvando Venezia da un'intensità di acque alte che non ha precedenti nella storia della Repubblica di Venezia. È anche vero contemporaneamente però che gli elementi esogeni nella città di Venezia, cioè l'innalzamento del livello del mare e tutti i fenomeni perturbativi che saranno assolutamente più intensi rispetto al passato, creeranno delle condizioni che metteranno a dura prova la stessa, diciamo, efficacia del MOSE. Torniamo ecco, a questa slide qui, dottoressa. La costa, no? Quindi i comuni costieri, lo sottolineava anche prima Ferrazzi, no? Quindi anche questa, ancora una volta, non è solo una questione ambientale, è strettamente legata alla questione economica. Questi comuni della costa, oltre a dover mettere in campo sempre il ripascimento delle spiagge che vengono costantemente erose dalle mareggiate, che strumenti hanno per potersi difendere da questa situazione o devono andare incontro davvero a spese folli per ripristinare le coste? Allora, ci sono sicuramente una serie di misure fisiche e strutturali che possono aiutare, quindi i ripascimenti, ma anche la costruzione delle dighe, ma anche le soluzioni basate sulla natura, l'utilizzo quindi delle zone umide, delle dune, della vegetazione costiera anche aiuta a mitigare l'effetto delle mareggiate e dell'erosione. Diciamo però che tutte le opere strutturali hanno comunque dei limiti all'adattamento al cambiamento climatico, per cui ci potrebbe essere un domani in cui queste opere da sole non sono più sufficienti. Ad esempio in certi altri paesi come le piccole isole remote, nelle aree remote del mondo, stanno anche pensando già alla rilocalizzare i centri urbani e gli edificati perché sanno che non riusciranno a proteggersi. Okay? Quindi bisogna avere una visione che possa tenere in conto anche della necessità di trasformare il paesaggio costiero come lo vediamo e come ne usufruiamo attualmente.
È davvero così questo scenario? Cioè, pensando, no, a 10-20 anni, se la situazione non cambia e se davvero si arriva a questa visione apocalittica dei 4 centimetri, davvero bisognerà pensare, ad esempio, penso a Jesolo, penso a... centimetri. Sì, no, certo. Davvero bisognerà pensare a ripensare ai centri anche turistici, spostare, rivedere la residenzialità, lasciare che la costa non sia più usufruibile perché c'è il rischio di una... Cioè, siamo davvero a questo Ma guardi punto. che è quello che già sta avvenendo in moltissime parti del mondo, la programmazione, le politiche di adattamento climatico. In Italia siamo in ritardo, ma già negli anni 70 molte città del nord Europa lo facevano, Rotterdam per primo, Stati Uniti lo stesso. È simpatica, mi è venuto in mente mentre la professoressa parlava quella battuta di Trump, che poi purtroppo non era una battuta, avremo le nostre case più vicine al mare, no? Quindi avremo la possibilità di goderci di più il mare. Purtroppo non è così e gli impatti saranno determinanti e saranno veramente disastrosi, però quello che vogliamo far passare in questi nostri incontri è che c'è la possibilità di intervenire, cioè i disastri non sono dinanzi a noi posti in maniera, come dire, irrimediabile. Noi abbiamo il tempo di poter intervenire, abbiamo la tecnologia, abbiamo le finanze, abbiamo l'intelligenza. La questione è che dobbiamo investire in questa direzione e purtroppo invece siamo in mezzo, diciamolo pure, a cialtroni, fanfaroni che si discostano totalmente dal dato scientifico, tipo quelli che stiamo raccontando oggi, dal dato di realtà, che invece di vedere la grandinata che è successa ieri si girano dall'altra parte e raccontano una serie di balle, di fake news. E questo è un problema, cioè il negazionismo è un problema, almeno altrettanto grande rispetto al catastrofismo. Bisogna essere nemici del catastrofismo, cioè non c'è più tempo di intervenire, e nemici anche e soprattutto del negazionismo, cioè non sta succedendo nulla. No, sta succedendo una questione inedita nella storia dell'umanità, eventi che non erano mai avvenuti nella storia dell'umanità. Abbiamo le forze per poter intervenire, che poi è il senso, no, della nostra trasmissione, che da 2 anni stiamo dicendo c'è questo problema, ci sono queste opportunità e dobbiamo agire di conseguenza. Siamo contrari al millenarismo, non ci autoflagelliamo come facevano quelli che andavano verso l'anno 1000 pensando che fosse tutto finito. E allora le chiedo questo, dottoressa, professoressa Torresan. Lei fa parte, insomma, importante di una fondazione, di un centro di ricerca internazionale che è un'eccellenza nel nostro territorio, che ha sede proprio a Venezia. Allora le chiedo che strutture ci sono, che competenze ci sono per affrontare questi problemi e la ricerca dove può arrivare anche a breve termine per aiutare questa situazione. Allora, sì, a Venezia ci sono diversi enti di ricerca che si occupano di questi problemi a livello concreto, anche lavorando su progetti europei che finanziano la ricerca per supportare le regioni nell'adattamento al cambiamento climatico. Sto parlando ad esempio del programma Horizon Europe, dove c'è la missione adattamento al cambiamento climatico e noi siamo coordinatori di vari progetti europei in cui partecipano anche le regioni, quindi è la partecipazione enti di ricerca, enti pubblici e anche imprese private che può aiutare non solo a comprendere meglio qual è il problema, quali saranno gli scenari del futuro, ma anche quali possono essere le soluzioni e innovazioni tecnologiche di cui abbiamo bisogno per adattarci e costruire la resilienza. Prevedere e anticipare i rischi, e questo è un po' il percorso, no? Utilizzando anche l'intelligenza artificiale. Certo. E poi vedo la collaborazione intersettoriale, questo è fondamentale, perché se poi le parti in causa non collaborano tra di loro è difficile. Esatto, quindi dobbiamo sfruttare l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, abbiamo bisogno di tantissimi dati per andare a caratterizzare gli scenari futuri di pericolo, ma anche le vulnerabilità del territorio. Abbiamo quindi bisogno di migliorare i nostri modelli di predizione del rischio, rafforzare la nostra capacità di valutare gli scenari futuri, tenendo in considerazione anche gli eventi ad alto impatto e bassa probabilità che non hanno precedenti nella storia. E abbiamo la necessità di migliorare la capacità di stimare gli effetti a cascata tra un settore e l'altro, quindi come il rischio climatico si propaga tra l'ambiente, la popolazione, le attività socio-economiche con degli effetti amplificati.
E questo è quello che facciamo nel nostro ente di ricerca, oltre al fatto che anche diamo un aiuto per promuovere la governance del rischio e l'adozione di percorsi di adattamento e soluzioni trasformative che possano anche preparare l'assetto economico e sociale del futuro a vivere in un clima diverso da quello attuale. Allora, Ferrazzi, restiamo su questo gruppo di esagoni. Allora, livello tecnologico, livello assicurativo, fondamentale è questo ovviamente, livello pratico, cioè che ognuno di noi faccia qualcosa, livello educativo, misure di adattamento, livello individuale. Qual è l'anello debole della catena secondo lei? Io l'ho intravisto, forse al vertice, livello politico? Ma insomma dipende, perché l'Unione Europea in realtà ha dato delle risposte politiche e istituzionali molto potenti negli ultimi 5 anni e ha posto l'Unione appunto ad essere all'avanguardia a livello internazionale. Nel campo della mitigazione, dell'adattamento, si ricorda il Next Generation EU, il Green Deal e via dicendo. Ora questa politica è osteggiata da parte di alcuni mondi, di alcuni settori culturali. Però questo essere di traverso non corrisponde a una proposta alternativa, perché poi vede, le grandinate ci sono e quindi allora che facciamo? Cioè non vogliamo mitigare, non vogliamo intervenire, non vogliamo aiutare il mondo dell'economia, delle città a trasformarsi, e quella è l'alternativa? Continuare a subire da qua all'infinito, fare gli struzzi, mettere la testa sotto la sabbia. Allora certamente bisogna che tutte le istituzioni a livello internazionale abbiano la capacità di comprendere questo e di agire di conseguenza. Accanto c'è l'opinione pubblica, no? C'è il lavoro del livello educativo, però guardi, abbiamo avuto proprio qui la scorsa settimana il liceo Franchetti di Mestre, che ci ha raccontato del loro studio, della loro consapevolezza. I giovani su questo stanno dando una grandissima mano, sono più avanti di noi, sono coloro che sono delle sentinelle vivacissime rispetto a quello che sta avvenendo a livello mondiale. È necessario che questa consapevolezza si diffonda a tutte le generazioni, ma tutte le analisi a livello europeo di consapevolezza del dramma che stiamo vivendo e degli effetti che stiamo vedendo raccontano che in realtà questa consapevolezza c'è. Cioè le persone nella stragrande maggioranza dei casi sanno benissimo, perché lo vedono, perché lo toccano, che stiamo dinanzi a un fatto inedito e che quindi è necessario di conseguenza agire e agire collettivamente. Politicamente mai strumentalizzare i fatti per proprie ragioni politiche, per massimizzare nel breve periodo i voti, ma avere tutti attenzione a quel principio di responsabilità, di cura della casa comune, che è terra comune, il pianeta terra, pianeta acqua, perché questi sono gli elementi senza i quali nemmeno noi possiamo vivere. A proposito di strumentalizzazione politica, mi viene in mente una cosa che, sentendo le parole prima della dottoressa, della professoressa, noi dice abbiamo bisogno di dati, se però poi i dati non arrivano, sto pensando, ancora una volta caschiamo sugli Stati Uniti, con gli Stati Uniti che hanno una politica per la quale i dati non arrivano più perché Trump non li fornisce più, è un problema. Beh, negli Stati Uniti sta succedendo una cosa pericolosa oggettivamente, cioè Trump ha addirittura emesso delle ordinanze secondo le quali non è possibile nel discorso pubblico utilizzare determinati termini, tipo il cambiamento climatico, non si può parlare di cambiamento climatico. È una cosa mai vista, tra l'altro in una democrazia, che il governo possa dire all'opinione pubblica, alle università, ai centri di ricerca non potete dire questo o quest'altro, è una cosa grave in se stessa e soprattutto è grave nel momento in cui proprio è la prima causa delle devastazioni che stanno vivendo. Bisogna assolutamente dirla con franchezza, queste sono pericolose posizioni che hanno poi delle conseguenze che sono nefaste nei confronti di tutti noi. Allora professoressa, siamo in chiusura, però ecco, visto che poi la scienza fortunatamente va oltre la politica, i vostri studi vi hanno portato anche a dei risultati importanti recentemente, è vero? Sì, abbiamo ricevuto un premio, il premio Aspen 2025 sulla ricerca per la salvaguardia di Venezia di fronte alle sfide del clima. E ci sarà la cerimonia la settimana prossima a Roma e questo che ci tenevo a dire è che il premio deriva da una collaborazione dei ricercatori tra Italia e Stati Uniti. Quindi è stato un progetto di grande rilevanza di collaborazione Italia e Stati Uniti, che quindi la ricerca non deve avere confini
e colori politici, perché è proprio dalla collaborazione degli scienziati interdisciplinari che riescono poi a nascere le idee che sono utili anche poi per la salvaguardia del territorio. Quindi nella nostra ricerca abbiamo proposto una valutazione di analisi multicriteriale assieme agli attori locali di Venezia e del Veneto rispetto alle soluzioni che Venezia può adottare per aumentare la sua resilienza agli scenari futuri di cambiamento climatico, non solo l'innalzamento del livello del mare e le mareggiate, ma anche altri pericoli come le precipitazioni estreme di cui abbiamo parlato prima. Quindi insomma, è come dire, è quello che dicevamo prima, non facciamo i catastrofismi, si può continuare ad abitare a Venezia se si riesce a come dire, combattere il cambiamento climatico con le armi della scienza. Non è un modo per dire Venezia non ci sarà più. Ma insomma, la scienza è pragmatica, no? Esatto. Non è ideologica. Esatto. Dobbiamo combattere tutte le ideologie, cioè le falsificazioni delle realtà, del dato di realtà. La scienza parte dal dato di realtà, è da lei che bisogna partire, dopodiché ognuno deve assumere le conseguenze di questi dati di realtà, cioè le decisioni rispetto a quello che sta avvenendo. Ovviamente il decisore politico deve assumerlo per il bene di tutti. Allora, il tempo è finito, io ringrazio la professoressa, la dottoressa Torresan, grazie per essere stata con noi e buon lavoro davvero. Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere. È un lavoro fondamentale, e è stato bello che ci abbia raccontato di questa collaborazione proprio con i ricercatori degli Stati Uniti, a dire ancora una volta che la scienza va oltre i confini della politica. Grazie e buon lavoro. A proposito della politica, la settimana prossima lei non sarà qui perché sarà dove? Saremo alla Camera dei Deputati perché il venerdì mattina abbiamo organizzato un importante evento alla Camera, in Sala della Regina, che è la sala diciamo più autorevole all'interno più prestigiosa della Camera, e sul tema delle conseguenze della riforma della Costituzione. La riforma della Costituzione articolo 9 e 41, quindi quella che è inserito nel testo costituzionale la tutela dell'ambiente, della biodiversità, ecosistemi, delle future generazioni degli animali e della salute umana. E affronteremo questo dibattito, io sarò tra i relatori, con importanti esponenti, il vicepresidente della Corte Costituzionale, il vicepresidente di Elettricità Futura, cioè Confindustria per la parte appunto dell'economia, e Giovannini dal punto di vista proprio dell'analisi dei dati scientifici, associazioni importanti, politici e parlamentari di tutte le parti politiche, perché ora il tema è come portare a terra la riforma della Costituzione, come riuscire a far sì che la riforma, che è stato un atto fondamentale, diventi davvero un seme che fa crescere un albero sano nella nostra nazione. Insomma, quando la politica serve a qualcosa di concreto. Allora, grazie Andrea Ferrazzi. Grazie a tutti. Allora, al prossimo appuntamento con Ecovisioni venerdì, mentre vi lascio come sempre al meteo, poi c'è la musica e poi il film Amore in Safari. Grazie per averci seguito, arrivederci.